Bella Sicilia, vi presento questo piatto che è la somma del territorio dei Polizzi Generosi. Un piatto completo con tutti i nutrienti. Ci parli appunto di questo piatto, cosa vediamo qui? Cosa vediamo? Vediamo la pasta, quindi abbiamo i carboidrati, abbiamo le nocciole che in parte sono pure carboidrati, abbiamo i fagioli che sono pure carboidrati, ma sono anche proteine vegetali, per cui i nostri avi davano, come diceva lo chef, il latte ottenuto dai fagioli ai neonati al posto del latte. Come è stato preparato? Spieghiamo un po' nei dettagli il procedimento. E allora ho ho fatto il filetto, l'ho pulito tutto, l'ho tolto tutta la parte callosa, quindi la parte praticamente tutta irribile, e l'ho passato nell'olio e nelle nocciole frullate, praticamente come pan grattato, invece sono nocciole grattate. Ho cotto i conchiglioni nello zafferano per dargli un po' di colore. Avevamo in precedenza evidentemente cotto i fagioli con un po' di finocchietto, sedano, carote e un po' d'aglio. Ho fatto praticamente la minestra con i tenerumi, mettendo i tenerumi, le patate, il ciliegino saltato in padella con l'aglio e tutto quello che sappiamo benissimo in Sicilia come si fa la pasta di tenerumi senza la pasta. Poi l'ho frullata, quindi ho fatto questa crema di tenerumi che fa da salsa, dove abbiamo appoggiato i nostri conchiglioni. I conchiglioni li abbiamo riempiti con una farcia ottenuta dai fagioli Bata cotti in quella maniera. Abbiamo messo una nocciola così ci dà un po' di croccante e abbiamo per certi versi decorato con una parte di fagioli Bata, 2 carotine così a cubetti e 2 zucchine, per cui il piatto si mangia prima con gli occhi, poi col naso, poi con la bocca e con il cuore con cui si fa. E a proposito di apprezzare questo piatto, dove è possibile farlo? E per la prossima occasione qua, io spero che i ristoranti del luogo lo possano adottare e metterlo come piatto nazionale di Polizzi Generosi. Non solo le minestre, ma anche, si vuole inquadrare questo? Non solo le minestre con la cipolla, con il fagiolo, ma anche un utilizzo diverso. Grazie! Raccontando un territorio praticamente. Cosa ne pensate di un piatto del genere? Lasciatelo scritto nei commenti. Un saluto da Polizzi Generosa e al prossimo video.